Bene mister, anzi male, come risultato abbiamo perso 1-0, la squadra avversaria non è venuta qua, l'ha fatto capire subito solo per pareggiare, ci ha messo cuore, anima e soprattutto gambe che correvano dappertutto, però insomma perdere così verso la fine dispiace, brucia un po'. Diciamo che avendo perso anche la prima classifica, forse il dolore un po' si attenua. Sì, non è la prima volta che siamo qua a fare questo ragionamento, quindi male, come ha detto lei in principio, perché sapevamo che Lia Piave era in una buona condizione di forma e aveva cominciato a oliare i meccanismi e quindi non mi aspettavo una partita un po' così difficile per noi. Poi è chiaro che a complicare un po' le cose, a scombinarci i piani è stato l'infortunio di Eddie, che è uscito dopo pochi minuti e che quindi mi ha costretto a fare un cambio e inserire Camozzo per lui, che ha fatto una buona partita, però abbiamo cambiato un po' l'assetto, perché comunque volevo mantenere una certa importanza dal punto di vista fisico di gamba, perché sapevo che Lia Piave correva molto e era forte a contrasto. Sì, è andata così, abbiamo comunque un'altra partita domenica prima di fare il giro di boa che sperando di recuperare qualcosa domenica giocarsi la prima di ritorno proprio con la capolista e giocarci magari il sorpasso per vederla a rose e fiori. Sì, beh, l'augurio è sicuramente questo, l'obiettivo è questo qui, è fuori di dubbio. È chiaro che è un campionato imprevedibile, non si può dare per scontato niente. Sandonan e Massuè oggi hanno vinto, sono rientrate tra virgolette, quindi essendoci 5-6 squadre che possono giocare alla pari è giusto stare sempre in campana e avere un atteggiamento sempre molto attento. Sì, allora per chiudere, andando sul Sandonan che ha vinto oggi, ha fatto degli acquisti importanti come tante altre squadre, sarà un campionato nel girone di ritorno in cui non si può fare affidamento all'andata come riferimento, troveremo altre squadre. Sì, sicuramente, magari completamente diverse, no, ecco, Sandonan ha fatto diversi acquisti, ne ha fatti 5 ad oggi, ricordiamoci che il mercato va avanti fino al 23 di dicembre, una settimana in più, e quindi bisogna pensare, come già lo era precedentemente, che il campionato di ritorno è un altro campionato, perché giustamente col mercato di dicembre le squadre si aggiustano, sistemano le falle e comunque vengono caro la pelle, è un altro campionato, quindi bisogna stare molto attenti da subito. Sì, mi è venuta in mente una cosa per stemperare un po' gli animi, perché insomma c'era un po' di malumore sugli spalti, un po' i tifosi. Ai ragazzi che il mister si era detto ma forse erano troppo sotto pressione, vogliamo stendere una parola di rassicurazione? Sicuramente i ragazzi devono stare più tranquilli. Domenica abbiamo fatto una grandissima partita, oltre al risultato sonante, e probabilmente ci esprimiamo meglio fuori casa che in casa, anche perché come dall'inizio dei tempi del calcio che le squadre che vengono nello stadio più importante del girone vengano con il coltello fra i denti e cerchino di dare il massimo e anche di più. E quindi dobbiamo superare sicuramente questo scoglio, perché il Mechia deve diventare un fortino e abbiamo già perso 2 volte in casa e quindi non va bene sicuramente. Non sarà comunque questo che ci abbatterà e ci rovinerà il Natale, giusto? No, è chiaro che una sconfitta brucia, non tanto per la sconfitta in sé, ma perché insomma la squadra è carica, la squadra vuole far bene, la società altrettanto, il mister anche, quindi bisogna capire che questi momenti difficili ci sono e ci possono essere da un momento all'altro, nonostante, ripeto, Ci riscatteremo alla prossima. sicuramente. Grazie mister. Grazie.